Volevo rispondere alla richiesta di chiarimenti che è pervenuta da parte di alcuni colleghi, dal momento che io sono firmatario dell'emendamento. L'emendamento, così come è stato approvato dalla Commissione, che non riguarda solo le terme di Acireale, ma come è giusto riguarda anche quelle di Sciacca, perché le leggi devono rispondere al principio della generalità e della astrattezza, non dà la possibilità di vendere beni, questo mi pare che sia evidente, dà soltanto la possibilità a coloro i quali sono stati nominati dalla Regione di poter, attraverso gare ad evidenza pubblica, ripeto, attraverso gare ad evidenza pubblica, affidare a soggetti privati, anche a soggetti privati, la gestione e la valorizzazione dei complessi idrominerali esistenti nei due bacini. Quindi nessuna autorizzazione a vendere, nessun intervento che possa mettere in discussione il patrimonio delle terme di Acireale e di Sciacca, anche perché, ricordo, su alcune vi sono degli usufrutti costituiti all'atto della costituzione della società di durata trentennale e, come è noto, beni soggetti ad usufrutto non possono essere venduti.